Tempi duri per i direttori sanitari delle ULSS venete. La sanità regionale deve continuare a essere virtuosa, altrimenti qualcuno pagherà. Qualcuno che sta molto in alto. Tutto è partito dal caso trevigiano. Una signora prenota una mammografia all'ospedale di Montebelluna, ULSS 8, e la data dello screening viene fissata per il 18 giugno 2015, fra 2 anni e mezzo. Parte un'indagine interna, la regione vuole vederci chiaro e adesso decide di inserire nel nuovo contratto dei direttori generali, che deve essere stilato entro il 31 dicembre, una parte apposita dedicata alla gestione delle liste d'attesa. Premi a chi riesce a raggiungere gli obiettivi. Ma anche di non premi fino al licenziamento per chi devasta con le liste d'attesa la sua ULSS. Non è il caso dei nostri direttori, ma insomma è sempre bene prevenire piuttosto che curare. Non riguarda gli attuali direttori, precisa il Presidente. Il caso dell'ULSS 8 sarebbe solo un pretesto, un punto di partenza. Su questa vicenda però va fatta chiarezza. Bisogna fare un'analisi di tutto il processo, partendo dal medico di base e arrivando all'operatore del CUP che ha staccato il foglio con la prenotazione. Nel mezzo ci sarebbe dunque la mancanza di buon senso di qualcuno, di chi ha prenotato la visita alla signora con questi tempi senza farsi alcuna domanda. E allora, visto che è meglio prevenire, cambiano le regole anche per la scelta dei nuovi dirigenti. Li sceglierò per la prima volta nella storia, sono 277 curricula che consegnerò nelle mani di una società di cacciatori di teste che ne farà una valutazione oggettiva. Come fa un bravo sommelier? Non si vede l'etichetta, si assaggia il vino.